Buongiorno, buongiorno a tutti. Oggi ci troviamo qua in questo posto sperduto nel nulla, Sella Nevea. Adesso stiamo andando a fare colazione, poi io e il boss penso che veniamo alla funivia. Ah sì, quella là. L'importante è che non c'è da camminare tanto perché me agna la fas. Ecco la felicità in persona, 11 anni e non sentirli. A dopo. Il video? Sì. Ragazzi, lo sapevo che c'era il barbatrucco. Stiamo scarpinando le montagne, ma scarpinando proprio, guardate che roba, ragazzi. Qui c'è di tutto. Io mi auguro di trovare la stradina verde che vedevo dalla funivia. Mi auguro. Stavo... Questo fa il trampolinista. A dopo, se sono ancora viva. Stiamo procedendo nel nostro ritorno e qua ci sono 5 bellissimi stambecchi. Dobbiamo fare un'ora e mezzo di discesa e anche un po' di salita. Sul Monte Canini. Monte Canini e Monte di Chicco. Siamo solo io e Babodà, i ragazzi li abbiamo lasciati dormire. Abbiamo preso la funivia e il ritorno lo facciamo a piedi, sperando, perché mio maritino è furbino, che non ci sia il barbatrucco, perché ogni volta c'è qualcosa che mi fa fare o strade in più o strade pericolose o non si sa. Comunque dai, adesso noi scendiamo ed è caldo, non pensavo, ho messo la felpa, il giubbottino, è caldino, guardate che spettacolino. Qui in inverno tutta nevocchia. Quello è il rifugio. Su qua c'è un cantiere che stanno sistemando. Dopo del cantiere Chicchino può stare anche libero. Buon, a più tardi. Siamo a buon punto, sono viva per ora. Siamo quasi arrivati alla funivia, quindi siamo a buon punto. Ho pregato la Madonna, la Madonnina e tutti i santarini. Ho mandato a cagare mio marito perché sicuramente abbiamo fatto un errore nella stradina, abbiamo preso quella per i più professionisti come sempre. Ho scalato la montagna, sono passato le rocce, mi sono infanghito, sicuramente mi sono rotti i pantaloni, le ginocchia ce le ho rotte, quindi prendete